Eccoci qua, John. Minchia quanto cazzo giravo una volta quando avevo la Smart. C'ero stato qui, alla spiaggia del Saletto. Siamo in riva al fiume il Piave. Aspetta che non parcheggio dentro qua. Eccoci qua, mi sono parcheggiato qui perché vedi, c'ho la visuale lavoro che adesso finisco un attimo dei lavori e dopo degli ICP, dopo ci grattiamo. Ok, come visuale lavoro ufficio direi che va molto bene. È rilassantissimo star qui perché il CP non si allontana, cioè non ci sono auto che passano, quindi a me basta non sentire il rumore dei pneumatici nei sassetti e sono tranquillo perché lei massimo arriva a 100 metri e poi torna indietro. Ci siamo divisi in due, io ho fatto la spesa e Diego, quello che finge adesso, quello del secchino d'oro, ha fatto la spesa della carne. Abbiamo chiesto un po' di istruzioni su cosa prendere godita. Mi raccomando, vai dal macellaio là con le sue fiducia e gli dici delle coste senza grasso e là vabbè, dice ok, è la caratteristica della carne e ricordo Le Puntine al Mondo non è un canale omofobo e non omosessuali. Scusa, mi daresti anche delle costicine? Poco grasso e poco omosessuali, grazie. Ascolta, tutti i cani danno i bacini, tu mi dai un bacino, vediamo, bacino. Oh, siamo diventati, guarda, si tirava in parte, invece per dei bacini, e CP, sti CP che invecchiano, adesso dice troppa fatica a spostarmi, subisco e basta, tanto te ne dai stesso, è vero anche qui? No, mamma mia, sempre meglio. Sempre, no, colori li vedi un po' sbagliati perché il telefono ogni tanto avvia da solo, vedi anche la mia mano, non ho assolutamente questo colore. Il telefono ogni tanto avvia il bilanciamento del bianco in automatico, però vabbè, questo per ricordarti questa sfiziosità, secondo me da fare in camper è molto semplice, sono le zucchine, questa volta per invece di fare le rondelle ho detto ma scusa un attimo, se io le faccio così, con questa forma qua c'è molta più probabilità di cottura in quanto c'è molta più probabilità di contatto con il fondo della padella, in più vai benissimo adesso non posso perché ho una mano sola, comunque a saltarle, ok, a muovere la padella, appunto non vanno girate col cucchiaio, quindi le ho tagliate così, le ho buttate con un po' di olio di oliva, un po' abbondante per creare questo effetto fritto, quando erano abbastanza cotte gli ho dato una spolverata di farina di riso, poi una bella saltata in modo tale che si mescolasse e poi altre 3 mescolate di farina di riso, sempre saltandole di volta in volta. Il risultato mi sembra ottimo, direi che basta aggiungere un po' di sale e via. Si ragioni un attimo sugli ingredienti che ti ho appena detto: zucchine, olio di oliva e farina di riso, sono cose molto economiche, a parte l'olio di oliva te disiti sì, ma in casa è un cucciaro, e genuine, salutari e tutto quel cazzo che vuoi, insomma, ecco, e praticissime da fare in camper. È una cosa che sto pompando anche con i miei amici, infatti ci siamo presi un sacco di cose per fare tartine miste tipo brie e speck, porchetta e porcini eccetera eccetera, invece le solite patatine in sacchetto, ok? Quindi al posto delle solite patatine in sacchetto va benissimo anche sta roba qua come sfiziosità per fare l'aperitivo. Perché ragazzo, è una cosa che io avevo capito ancora quando avevo 15 anni, che un conto è capire la parola, un conto è capirla veramente dentro. E a 15 anni, dopo amici e gente che mi è morta, ho capito che veramente la vita è troppo breve e che non ha senso e che poi potrebbe insomma non esserci continuità. Quindi godiamocela, porca puttana, non godiamocela, attento, con alcol e droghe, perché altrimenti, a parte che ti rovini il presente, ma accorci anche il futuro. Godiamocela, nel senso, porca puttana, se ogni tanto da ciò una bottiglia di vino da 10 euro, comprati a Dio caro, cioè, la vita è una, iscai dopo stia in stato, o i tuoi parenti, per carità, sta parenti, una volta che ti muori. Guarda che sadico e psicopatico che sono diventato da quando ho diciamo, smesso di essere vegetariano per egoismo, ok? C'era questo insetto che camminava dentro, una volta l'avrei tipo preso accompagnato fuori, adesso l'ho fatto a pezzi praticamente, capisci? Invece, secondo me, se torniamo un po' indietro nel tempo, all'epoca io percepivo il valore della sua vita, così come lo percepisco nella mia, cioè c'era l'ego un po' meno sviluppato e questa riduzione della dimensione dell'ego ha fatto sì che ci fosse spazio anche per l'empatia, che è quella cosa che ti consente di sincronizzarti con gli altri, di percepire le emozioni, le paure, gli stati d'animo degli altri
insomma, sia a livello emotivo, emozionale, che anche a livello, insomma, razionale. Perché ogni tanto pensavo, e sarebbe corretto pensarla così, e se io fossi nato quell'insetto? Cioè io adesso mi trovo in questo luogo con questo gigante che viene verso di me e mi ammazza, ma che cazzo gli ho fatto? Cioè io rompo i cazzi miei, vedi? Eppure io insetto, facevo di tutto per salvare la mia vita, perché è quello che fanno tutti quando si sentono in pericolo, cioè che scappano, eccetera, eccetera, fanno di tutto per salvare la propria vita. Quindi vedi com'è diverso quando sei egoista e psicopatico. Psicopatico non significa lo schizzato, psicopatico è chi ha questa apatia delle emozioni. Giustamente parlavamo dell'emergenza zecche, allora abbiamo detto andiamo qui in questi posti un po' zeccosi, ok? Perché dove solitamente le zecche prediligono l'umidità, però insomma non è un fatto vincolante. Dove c'è tanta vegetazione, soprattutto tronchi morti, lì c'è il loro regno, the kingdom of Zec. Curiosità, le zecche appartengono alla famiglia dello scorpione. Eh sì, come... Però merda dentro come tutti i posti in Italia. Oddio, non so perché si fanno la cacca. Ah, i rifiuti. Conoscendo, vediamo. C'è un buco. Abbastanza. Sì, hanno una trincea. Con il vecchio legno ancora. E anche dentro di Sì. mare è profondo. Sì, c'è immondizia con la smoking, bottigliette, che vergogna. C'è gente che in qualche modo è morta per sti 4 pirle che buttano le squasse dentro. Ho detto un po' tra virgolette, nel senso che è gente che è stata obbligata a combattere, ok? Per una guerra inesistente, per delle cose create dai potenti, hai capito? Perché figurati te, su un popolo un giorno si sveglia e vuole fare la guerra all'altro, da quando in qua. Ok, ora fai tu un pisolino. Vedi no avere il garage, porca miseria. Vabbè, roba temporanea, roba per il festino che non c'è stata nelle credenze. Ah, dai che stiamo. Mezz'ora riposino come i vecchi, ciao dopo. Guarda che bei postesini che te portiamo, guarda. E se era Palmona dell'hater che ha scritto monada e che altri 3 stupidi che ha messo il mi piace, ste robe non ci sarebbero neanche state, sia il posto di prima tattico che il posto dove ti porto adesso. Ampio parcheggio, pulmin e furgone e Marco, quel da doccia a fianco al giardino del lupolo, là le scritte giardino del lupolo, guarda che rassa dei posti, e ti regalo delle chiavi di un furgone, te porta a Singano, guarda che robe, guarda che misteri. Non sempre visto di passaggio, ho detto che bello, dai che un giorno andiamo a fare, a brigare. Bello. Actum! No, anche qua da pagare, Actum, porca Orsi. troia! Non l'avevo visto! Che bello! Ah, quello che ho scritto Cortina, che ce n'era una anche a Lorenzago di Cadore, sono le funivie quelle d'epoca, che bello! E guarda anche, come si chiama, il calcinculo questo? Che era quella giostra, calcinculo, no? Che era quella giostra classica delle fiere, vabbè questa è proprio vintage, porca miseria, anni 50, guarda che belle, eccola qua, difatti in uso alle sagre padovane, officine meccaniche, fammi vedere, non c'è scritto calcinculo, però è quella, perché praticamente quello dietro doveva spingere quello davanti in modo tale che prendesse una sorta di ciocca, un qualcosa, per ricevere poi il premio. Che figata, bellissimo, tanto bello, mi piace tanto, veramente tanto. Sì, qua è tutto a tema, vedi, tema bicicletta e quei bici da corsa. Ho detto andiamo a bere la birra di qua, vi faccio il video alle bici da corsa così vedi un po' com'è la situation. Molto bello, veramente. È una vita, dovevo venirci, adesso stanno aprendo e finalmente ci sono venuto. Guarda che bello anche, tutte queste robe vintage. Bellissimo, tutti sti strafanti. Ma sì, la birreria fatta per me, cioè a parte il discorso delle birre, è tutto a tema ciclistico, guarda, biciclette, Takae, il Barbasucon, queste conti a leggenda. E ora, a leggenda narra, in realtà su Drolezza, però fai finta che io non stia leggendo e che sappia di mio questa nozione, no? Era un orco che veniva evocato dalle mamme, cioè pensati e mamme e festi specie di riti satanici per far coricare i bambini sotto le coperte del letto la sera, pensati una volta che cangare che era. Nella storia si narra che il gigante cattivo, sto qua, arrivato all'uscio di casa urlava minaccioso, son qua dal primo scalin, e la mamma sussurrava al bambino, ficate sotto, tu capio? Te credo che dopo se ne su traumatizzai, me mare compagna, una volta che aveva sa camera in disordine, ma sarà al buio, ma di te adesso viene dentro Satana, Dio caro, sono da fame esorcizzarmi il giorno dopo. Sì, ero qua che l'avevo detto io. Sì, è il T2, è il T3 non mi viene in mente. Il T3 deve essere quello brutto che usano gli austriaci e i tedeschi.
il T4 secondo Andrea quello del T4, giustamente, se no associamo a quello del T4, associamo a quello del T9, ma quello del T9 è l'iPhone, è proprio bello. Micio, mettete in posa, Micio, cheese, ah no, cheese è il formaggio, Kit Kat, no, neanche, vedi tu, e Kit Kat in realtà è che fa schifo, in pubblicità che dice che va matti, e dopo, vedi tu, ti dice Kit Kat, neanche si gira, però dice biscotto o pape a mi veda se no si gira. Anche qua il discorso l'altra volta, serve fusti di birra. E cos'è quello? No, la jacuzzi da far dentro la birra! Che figata, guarda, con tutte le lucette! Bellissimo, cioè tu prendi e ti butti dentro la birra come le attrici di una volta che doveva fare sgrandazzone che fa il bagno sul latte, ok? Adesso non mi ricordo chi che era. Ma secondo te che benefici avuto che è a pelle a stare a muoio dentro le secrezioni mammarie di una bestia? Dai! Ah, ecco perché a tutti strafanti del Giro d'Italia. Perché io il sponsor, vedi tu le scritte sponsor? Che forte, questa vara che ha il galvanizzatore sopra. Questa era la macchina che spronava i ciclisti ad andare più forte, che da Drio che diceva dai, corri che la processione si ingruma avanti il Cristo, vedi tu? Però guarda il disegno di un tempo. Questo è un discorso che stavo leggendo in uno dei miei libri di design che stavo finendo, che stringi, vabbè dai, ti riassumo, se no te annoi, anche perché giustamente se robe abbastanza nicchia al discorso del design, ok? Una volta abbiamo raggiunto su certe cose, oggetti, ma anche stili, diciamo, delle perfezioni, delle icone, dei punti di riferimento. Perché c'è sempre sta cosa, che è un po' anche il danno dell'economia, che guarda sempre alla crescita, e crescita significa sempre cambiamento, perché a volte se una roba è buona non stai fermi là un attimo, ok? Quindi guarda una volta, tutte queste linee arrotondate ma non troppo, ok? Tutti questi dettagli, ok? Ma non troppo, e tutta questa semplicità ma non troppo, e cioè vedi tu perché in sostanza perché ne fa ancora furgoncini così, guarda che bello, cioè se era così bello, oppure fallo identico, io dicevo una volta alla 500, falla identica uguale, solo con proprio in tutto e per tutto esteticamente, anche gli interni e tutto, solo che con le sospensioni moderne, i freni a disco, il motore diesel e tutto quanto. Vedi Francesco, questa è la concausa del tuo ritardo. Praticamente c'è Marco che annusa la birra che è dentro e la vorrebbe bere, però non può farlo perché per galanteria ti stiamo aspettando. Guarda com'è depresso, guarda gli occhi, attento, guarda la tristezza nell'occhio, vedi com'è spento. Prima era allegro, vedi, un po' come, non so, un bambino che gli dice ah guarda il gelato, glielo fai vedere, vedi questo è il gelato per te, e sbum, glielo sbatti per terra, cioè come ci resta? Stessa roba più o meno. Me lo ricordo prima che siamo stati. Che figata diesel, mi raccontava Mirko una volta in una puntata, ne avevamo parlato, dovrebbe essere dalle parti nostre, le parti tipo Padova, Treviso, che parti là. Tutto lo staff, aspetta che un quadro basso, perché le c'hanno, sono appunto che censurarlo, ha dato voto 10 ai piatti, veramente, quindi te lo consigliamo. Nota interna, la birra a radicchio, La Brucia al fine settimana hanno messo a pagamento. sembriamo. Buon, tutto bello, tutto buono, oggi noi strambate in Tescai, ciao, arrivederci. Francesco che si lamenta dei giga che svoia, vedi tu? Vedi tu come che vuoi svoia i giga, lui fa così, che non può vedere se partire, non può fare niente, e la vita ora vaffanculo. Vaffanculo a tutta sta monopolizzazione dei giga. Andai CP, sporca miseria. Emi! Allora, è sorda. Guarda le caprette, vieni qua. Guarda, che belle, tutte che ti guardano, vecchia rincoglionita, guarda. Ciao caprette, non sapevo che c'erano le caprette, hai visto? Guarda che belle, che ti guardano. Cos'è sto cane puzzone? È il CP. Avete visto? Cavare. Ma no, non dovete aver paura del CP. Il CP è debitamente ammaestrato con cinghiali e pecore biellesi, non si scherza. Guarda Locke. Guarda come che sei incazzato col CP Locke. Twist. Emi, non disturbare gli occhi, vieni qua. Che dopo ne fa più i vovi. Come dice mia nonna, dopo ne ponde P. Ragazzo, noi ci salutiamo e ci vediamo domani. Ho voluto darti la buonanotte inquadrando questo camion targato Chieti. Questo perché nel nostro dialetto noi altri ora senchieti, ok, che vuol dire calmi, e possiamo andare a dormire tranquilli, quieti. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera,
soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento, è una favola che non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti tutti dissero felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto a metà.